Una buona domenica e buona Pasqua telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, bentrovato e buona Pasqua anche al Sindaco di Padova Sergio Giordani. Anche a lei e a tutti i nostri telespettatori, buona Pasqua. Allora Sindaco, il periodo delle feste insomma è sempre un periodo piacevole, in cui magari si riesce anche un po' ad alleggerire da quella che è la quotidianità, insomma, che non sempre è facile, soprattutto per un amministratore pubblico, però le chiedo, ne approfittiamo, visto che di fatto sta per cominciare il mese di aprile, un piccolo bilancio di questi primi 4 mesi dell'anno. Lo vedo veramente positivo in tutti i sensi, io sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, ovviamente possiamo fare meglio, questo è sicuro, però sono soddisfatto che sono partiti tanti cantieri, c'è anche qualche piccola polemica sul traffico, ragazzi miei, c'è sempre stato il traffico e quando piove aumentano i problemi, i veri problemi sono tangenziali che creano intasamenti. Non è male, stiamo riaprendo delle strade, la circolazione è sotto controllo, per cui sono abbastanza soddisfatto. Molti cantieri sono partiti e ne partiranno ancora tantissimi, per cui invito veramente i miei concittadini ad avere pazienza perché Padova cambierà in maniera radicale. Sarà un'altra città e io abito a Padova, vivo a Padova e mi auguro di vivere ancora tanto a Padova, però veramente Padova cambierà in positivo, avremo un'altra città. E allora insomma ovviamente noi settimana per settimana siamo qui, cerchiamo di raccontare quelle che sono le novità che riguardano il territorio padovano, cerchiamo di raccontare però Sindaco anche quelli che magari sono anche dei problemi, delle criticità, con l'obiettivo come sempre di migliorare la vivibilità e la vita di questa città. Tra le questioni, come dire, che ciclicamente tornano d'attualità, soprattutto quando torna la bella stagione, c'è quella della Movida, con una difficile convivenza tra i 70.000 studenti universitari che giustamente hanno le loro esigenze e i residenti di alcune zone della città che invece chiederebbero un po' di rispetto della quiete pubblica. Allora le faccio vedere un servizio e poi magari ne discutiamo insieme, vediamo. Piazze, Portello, ma anche Via Roma e Ponte dei Tadi, senza dimenticare i vari quartieri. Le segnalazioni dei residenti, esasperati dagli schiamazzi, dalla sporcizia e dai disagi causati dalla movida notturna, continuano ad arrivare. E adesso che torna la primavera, la bella stagione e gli eventi dell'estate padovana, la preoccupazione sale. Alcuni residenti implorano di tenere puliti almeno i portoni delle case private, con improbabili messaggi appesi per chi li vorrà leggere. Nella zona del Portello, nelle serate più affollate, è quasi impossibile rincasare, come dimostrano queste immagini, e rimane da chiedersi che cosa accadrebbe se lì dovesse passare un mezzo di soccorso. Ma una delle cose che più infastidiscono è il rumore, quello notturno. Le consulte di quartiere si sono mosse in proprio, chiedendo perizie fonometriche che hanno misurato sforamenti importanti al limite concesso dei 55 decibel. Come Consiglio di quartiere avevamo chiesto che fossero effettuate delle rilevazioni, il Comune aveva obiettato che era in fase di rinnovo la convenzione ARPAV per il 2024-2025 e credo che sia stato inserito nella convenzione la temporizzazione di queste rilevazioni che però al momento non sono ancora iniziate. Le minoranze di Palazzo Moroni hanno presentato una mozione per chiedere alla Giunta misure concrete di mitigazione alla mala movida, non solo repressione dove serve, ma anche accortezze per prevenire degrado, disturbo e incuria. Proponiamo la posa dei bagni chimici e il prolungamento dell'orario di quelli esistenti, in particolare con quello in Piazza delle Erbe, in via Pietro d'Abano e anche quello in piazza Capitaniato. Oggi la situazione è fuori controllo, sono delle proposte di buon senso su cui non ci deve essere nessun tipo di contrapposizione politica e per il Portello chiediamo delle barriere fonoassorbenti per ripristinare e anche limitare il rumore acustico. Alcuni residenti, soprattutto nella zona del Portello, sono ormai esasperati, chiedono di adottare le sanzioni quando i regolamenti che ci sono non vengono rispettati, chiedono però soprattutto di essere ascoltati. Se tutti votano contro, ha delle mozioni che chiedono semplicemente il rispetto di diritti fondamentali dei cittadini come la salute e il sonno, è evidente che a questi consiglieri dei problemi dei cittadini non interessa niente. Non vediamo interventi sulla stampa, non vediamo dichiarazioni, quindi per loro questo problema non esiste, ci dimostrino il contrario.
È così, Sindaco, è un problema che non esiste? Il problema esiste, come esiste. Vi ricordo che è stata fatta una commissione apposita che sta lavorando con l'avvocato Lorenzo Minganti, il direttore generale, in cui gli assessori collaborano tutti quanti. Da quello che ho recepito ultimamente, anche la consulta del centro è abbastanza soddisfatta. Ripeto, non è che c'è questo problema, per cui il riposo è sacro dei cittadini. Non è facile conciliare le due cose, nel senso abbiamo 73.500 studenti, 40.000 medi superiori che arrivano a Padova spesso e volentieri, per cui abbiamo una città, ed è bello da vedere. Questo c'è in movimento, non è una città che da sé non c'è più nessuno. Chiaramente bisogna stare attenti a non esagerare l'educazione. Sono continui controlli da parte della Polizia di Stato, da parte dei Carabinieri, della Finanza, della Polizia Locale, in continuazione. Chiaramente non si parla più di musica, per la musica non c'è, nel senso non c'è musica, si parla del ciccarezzo dei ragazzi. E questo è difficile. Come si fa a dire a un ragazzo stai zitto, non parlare? Questo comincia a essere difficile. Poi per quanto riguarda i servizi igienici hanno ragione, stiamo trovando anche noi delle soluzioni. È stato autorizzato da poco dalla sovrintendenza l'installazione di alcuni servizi igienici autopulenti in modo tale da installarli, però è molto complicato installarli, mi spiego perché. Perché sotto l'aspetto estetico la sovrintendenza giustamente ha qualcosa da dire, per cui dovrebbero essere messi in luoghi faccio esempio, se lo metto in via Giotto, come è stato, non serve a niente francamente, devo cercare di metterlo in centro dove ci sono i ragazzi o il portello, e là diventa difficile l'inserimento. Bisogna ovviamente essere a norme per quanto riguarda la soprintendenza, perché pretende giustamente delle cose, che sia chiaro, e noi trovare la soluzione, però un po' alla volta stiamo aggiornando e sistemando tutte le cose. Io chiedo ai cittadini pazienza, se pensano che sia silenzio è impossibile, sono tanti ragazzi. Però Sindaco, possiamo fare una riflessione ovviamente con il massimo rispetto delle indicazioni della sovrintendenza. Chiaramente... Non so, danno colpa loro, assolutamente. No, la sto facendo io però, non la farei fare a lei, questa è una considerazione che faccio io e dico, la sovrintendenza ha ragione, però magari un bagno autopulente, un WC autopulente, magari ok nel pieno centro della città, certo non è molto bello da vedere, ma se contribuisce al minor degrado e al decoro della città, magari anche la città è un po' più bella. E questa è la ragione che faccio io, Sindaco. Sì, però installare un bagno autopulente bisogna lasciarlo alla fognatura, agli scarichi, e non è proprio una cosa semplicissima in centro storico. Se mettiamo bagni tipo quando ci sono manifestazioni sportive e via dicendo, abbiamo messo 2 di fronte sotto il comune, è successo un paninone, e dopo come si fa a mettere 2 bagni solo ci ricordiamo. Per carità, per cui è vero, però va tutto, bisogna trovare, abbiamo trovato in internet una soluzione di un bagno autopulente che sia anche esteticamente valido, perché io capisco, a me piacerebbe mettere in piazza l'erbe, è possibile fare queste cose? Insomma, oggi ci sono strutture moderne che magari riescono con il contesto a... È difficile, vale per tutti. Noi vorrei solo che la gente pensasse, che i miei consigli pensassero una cosa, ci stiamo lavorando, assessore Bonavina, Michalizzi, Bressa, Colasio, stanno lavorando tutti perché è giusto che chi deve dormire. Bisogna anche fare uno sforzo, capire che ci sono anche, purtroppo, anche altre soluzioni. I ragazzi hanno una certa età. Noi abbiamo incrementato istituto, i controlli fuori del bar, le patenti a punti, stiamo facendo di tutto perché i baristi si comportano correttamente. Ma poi quando i ragazzi si mettono a parlare da soli, diventa veramente difficile. Io credo che non possiate fare nulla. È impossibile, si fermano là, chiacchierano, cosa facciamo? La musica dei locali a che ora? Alle 10. Alle 10 spegne, a mezzanotte deve essere più sentita all'esterno, vengono fatti i controlli, per cui
garantisco che non c'è musica, ma almeno dei rapporti di vigili della polizia locale non c'è. Però ogni tanto qualche residente, sindaco, dice che appunto i controlli non sono così frequenti. Perché la tecnologia attaccano non so, il telefonino a un diffusore di quelli portati. È proibito la normativa, c'è un'ordinanza che proibisce questo. Le casse portatili sostanzialmente. Infatti se non sbaglio l'avevate specificato anche nell'ordinanza, giusto? Non è possibile farlo, però è difficile controllare la città in questo senso. Non si può, è proibito. Però i ragazzi lo fanno. No, capisco anche, sindaco, dall'altro punto di vista che insomma sia anche un po' difficile dire ai ragazzi state in casa oppure uscite e state in silenzio. Forse è un po' lo scotto da pagare se si vive in una zona del centro ad alta frequentazione. Ovviamente è giusto che voi facciate quanto possibile per garantire il silenzio dei residenti, però mi viene difficile capire cosa effettivamente si potrebbe fare per risolvere il problema del tutto. Credo nulla. Quasi impossibile. La musica siamo riusciti a fermarla con un'ordinanza, stiamo controllando tutto l'esterno, stiamo pensando a aumentare l'istituto, i controlli vengono fatti in continuazione, sia la Polizia di Stato, Carabinieri, Finanze, in tutti i bar, tutti i ristoranti. Abbiamo fatto l'ordinanza che dopo mezzanotte non si può più bere. Francamente abbiamo la consulta del centro ha chiesto di fare rilevamenti fonometrici fatti l'ARPA e abbiamo consentito, però anche questi rilevamenti è difficile farli, nel senso non si può monitorare una piazza, bisogna monitorare qualcosa di specifico, per cui è molto complicato. Siamo una città universitaria, poi stiamo delocalizzando il più possibile manifestazioni in modo tale che si svuotino dal centro, vadano nei parchi, vadano da altre parti, lungo i fiumi. Ecco, anche questa può essere una soluzione, forse in effetti. Stiamo incrementando questa, vietando ai parchi di fare certe dimostrazioni, veramente facciamo fatica. Per l'altra parte si dice, ma come vietiamo tutto, non facciamo niente? Dobbiamo cercare un equilibrio. E cerchiamo di farlo, e devo dire che i 4 assessori stanno dedicandosi in maniera importante a queste cose a partire da Antonio Bressa. Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo tra poco con la seconda parte del Sindaco Risponde, di questa puntata pasquale del Sindaco Risponde. Avremo altre tematiche da affrontare relative alla città, rimanete con noi.